Ciao amici di Archiossarrabus, io sono Martino. E io sono Marco e vi presentiamo il nuraghe Sasarmenta a San Vito in 5 punti. Il nuraghe Sasarmenta è stato realizzato in una collina in località Sasarmenta a circa 250 metri sul livello del mare. La struttura è sicuramente complessa e si sviluppa su due livelli. A livello inferiore restano ancora visibili delle tracce di alcune opere murarie, mentre nel piano superiore è visibile una buona porzione di quella che potrebbe essere la torre centrale. Il nuraghe è stato realizzato con grossi blocchi di granito del posto e la realizzazione dei filari è abbastanza accurata e raffinata. Raggiungerla non è difficile, si passa dalla vecchia strada sterrata che collega la miniera di Montenarba a Nuraghe e Basolo. È una strada molto bella da percorrere in mountain bike. Alla imboccatura del sentiero che porta al nuraghe, che tra l'altro non è censito, si trova un villaggio, sempre di epoca nuragica, che invece è censito e risulta nelle carte.